Effetto crisi, un effetto deflagrante in Veneto, dove i suicidi di molti, troppi imprenditori non sono che la punta dell'iceberg di una desolazione e di difficoltà diffuse ormai non solo più nei luoghi di lavoro. Oggi l'Ordine degli Psicologi del Veneto chiede con forza l'istituzione di una figura che darebbe un aiuto importante, lo psicologo del territorio. Lo psicologo rende facile il difficile. Perché le difficoltà ormai sono schiaccianti, con conseguenze a tutt'oggi incalcolabili, prima di tutto nel mondo dell'occupazione, dove recenti statistiche in Italia hanno approssimativamente stimato i danni della crisi in 5 miliardi in un solo anno. Litigi, tensioni, ma specificatamente turnover, quindi gente che va via dalle aziende, infortuni che aumentano con lo stress, disagio, contenziosi, spese per avvocati, cause, mancata produttività. La proposta prevede uno psicologo presente almeno uno o tutti i giorni sul territorio per un bacino di 5.000 abitanti, un servizio aperto a tutti, sostenuto dal servizio sanitario e dai comuni, che potrebbero farlo grazie alla nuova legge di stabilità. Potrebbe avere un importante vantaggio la persona che ha perso il posto di lavoro, la persona che sta cercando un posto di lavoro, l'imprenditore in crisi, il familiare dell'imprenditore in crisi, il figlio nell'adolescenza, la mamma che si trova spesso a casa con una serie di difficoltà. Elenco che potrebbe continuare con giovanissime a rischio anoressia, studenti con difficoltà scolastiche, anziani, soli e impoveriti e molti ancora, tutta la popolazione. La proposta di legge è stata approvata dai consigli comunali di Zevio in provincia di Verona e Casier nel Trevigiano. A giorni sarà discussa a San Martino di Lupari nell'Alta Padovana. Il Veneto potrebbe rendere disponibile alla sua gente un professionista a cui rivolgersi con consuetudine e serenità. Un domani con enormi benefici, al contrario degli enormi problemi di oggi.